Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Ci si gioca il primato nel posticipo della quinta giornata di Serie B-Win. A Torino i Granata ospitano il giovane Brescia di Beppe Scienza. Ventura sceglie il 4-2-4 con Verdi e Stevanovic esterni ai fianchi di Ebagua e Bianchi. Fra le rondinelle ci sono Jonathans e Fexesin in avanti, supportati da Juan Antonio. Arbitra l'incontro il signor Baracani della sezione di Firenze. Qui inquadrato Scienza, allenatore di un Brescia davvero rivelazione di questo inizio di campionato. Brescia che parte con il piglio giusto, quinto minuto, cross di De Prelà, il palo esterno colpito dal marocchino El Kaddouri. Che occasione per il Brescia, rivediamo, ottima coordinazione per El Kaddouri, ma il Brescia che colpisce il palo e poi replica del Toro. Attenzione De Bagua, il suo sinistro, pallone alto. Bella replica del Torino. 10° minuto. Attenzione Orlando Bianchi. Il suo colpo di testa che finisce sul fondo. Il capitano del Toro che non riesce ad inquadrare la porta. 25°. Discesa di Bascia. Il suo destro controllato da Leali. Il Toro che si fa davvero pericoloso. Attenzione al Brescia nel finale di primo tempo, questo destro che non riesce ad inquadrare la porta. Poi nella finale ci prova El Kaddouri, replica la difesa del Torino, poi la palla finisce a Capitan Budel, pallone sul fondo. Brescia pericolosissimo in questo finale di primo tempo. È preoccupato il presidente del Toro, Cairo, che osserva i suoi dalla tribuna. È preoccupato anche Giampiero Ventura. Nella ripresa 52°, Stevanovic va via tutta la difesa del Brescia, il suo destro. Che occasione per il Toro, pallone ad un soffio dal palo. Poi Scienza che è costretto a cambiare Zoboli, il suo difensore al suo posto entra Magli. Sarà una partita decisamente spigolosa. Brescia in avanti con Jonathans, il colpo di testa finisce sul fondo. Brescia che non riesce ad inquadrare la porta. Allora ancora il Toro in avanti, ma replica bene la difesa del Brescia. Ci provano ancora i Granata, ancora con Ebagua. È la serata del tiro dalla distanza. Ebagua che non riesce ad inquadrare la porta. Va via Ebagua ancora sulla fascia. La difesa del Brescia replica come può. Scienza che impartisce ai suoi di arretrare il proprio baricentro. E allora ancora il Toro nel finale di partita. Parisi sgrigna, il pallone finisce sul fondo ed è l'ultima occasione della partita, che finisce dunque 0-0. Le due squadre si accontentano di un punto. Toro e Brescia che restano ad un punto dal Sassuolo capolista. Sono comunque applausi per le due squadre. E Bagua che mostra la maglia di Guberti, che resterà fermo per 5 mesi.